Amici bellini, la notte porta consiglio. Io non lo so se ho capito una cosa, se mi è venuto in mente, se è tornata alla mente, ne avevamo parlato e poi tutta la situazione di Conte ci ha fatto perdere di vista la cosa, però io penso di aver capito quando si è rotto tutto e come aggiustarlo, quindi cominciamo. Per carità, nessuno ha la verità in tasca, però un consiglio me lo sento da dentro e lo do gratuitamente. Raffaella, consiglio, proprio il consiglio, non l'avevo letto. Benvenuta sul canale. E allora diamolo un consiglio. Il consiglio mio è sempre che voi lasciate dei like sul canale, perché mi fa piacere, mi fa sentire meno la pressione di questo inizio di campionato così tosto. Quindi il like che arriva, per esempio, quasi abbiamo superato i 2000 like nella conferenza di Conte, e queste parole di Conte in conferenza vanno analizzate, perché questa volta Conte non ha parlato di mercato. E secondo me è importante sottolinearlo, perché se è vero che nella conferenza prepartita ha sparato a zero e ci ha fatto capire che la situazione è difficile, noi forse ci siamo un pochino troppo concentrati sui giocatori, sui potenziali titolari, sulla panchina carente, e invece Conte secondo me voleva dire anche altro. E lo abbiamo visto nel secondo tempo. Insomma, andiamo, vi faccio uno spoiler, questo è il momento probabilmente dove noi ci siamo proprio autodistrutti, perché in questo momento grandi sorrisi, è fatto, ma non perché Osimhen poi ci blocca il mercato, perché te lo devi vendere, non riesci a comprare se non lo vendi. Non è così. Mi è capitato, e adesso ascoltiamo le parole di Conte, però vi voglio far capire di cosa. Questo poi l'ho trovato sul profilo di Uzime su Twix, il mio account preferito è Uzime, è un genio assoluto. Questo tweet qua mi è ricapitato e l'ho ripostato. Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di cazzate. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore, il cui contratto scade tra 4 anni. Non lo ha fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio De Laurentiis, né Andrea Chiavelli, e ci aggiungerei nemmeno Lombardo lo ha fatto. Quindi come vi permettete di scrivere queste cazzate? E questo era il 5 settembre e lì succede l'impossibile. Ma andiamo da Conte. Non c'è bisogno nemmeno che ve lo faccio vedere, perché sapete che sta parlando Conte, e ho ascoltato tutto, ho ascoltato DAZN, Sky e la conferenza stampa. Alla fine dice sempre la stessa cosa, lo ribadisce più: dobbiamo chiedere scusa, perché era veramente mortificato. Poi ho notato che la prima domanda gliela fa Ferrara, la butta sugli errori tecnici, l'amico Ferrara, che non vuole mettere in difficoltà Conte, lo scagiona immediatamente, dice: ho visto degli errori tecnici, loro si sono messi a specchio. Ragionate sempre da dove arrivano le domande e a chi le fai, perché poi questo ti fa fare una carriera mediatica rispetto a un'altra. È squallido, ma andiamo avanti. Conte dice: dobbiamo chiedere scusa. Il secondo tempo ho visto un atteggiamento completamente diverso. Del primo tempo lui era anche molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, moderatamente soddisfatto, perché comunque non abbiamo concesso niente, qualcosina l'abbiamo fatta, abbiamo visto, no? L'avete vista la reaction? Andatevi a vedere la reaction, che si capisce bene che nel primo tempo l'occasione di Lobotka, chissà, qualcosina si era fatta. Poi, dice Conte, ci siamo sciolti alla prima difficoltà. Nel secondo tempo dice: siamo entrati soft e non me lo spiego e non ho capito il perché. Mi prendo la responsabilità stasera, e quando parlo, Conte ha detto proprio: io quando parlo non parlo a vanvera, non lo dico per mettere le mani avanti. Secondo me in parte lo fa, ma ci dice anche: voi se ascoltate bene, io non parlo a vanvera, se volete capire capite, non posso ripetere quello che intendo. Se posso aiutare il Napoli lo farò, perché ho accettato questa sfida con grande entusiasmo, le solite cose. Se posso aiutare il Napoli lo farò, e questo significa dire la sua,
per quanto riguarda la situazione della rosa, e non riguarda solo il mercato, ma ci arriviamo. Al di là del mercato, lo dice proprio, perché gli fanno proprio la domanda sul mercato. È il secondo tempo che proprio non lo posso buttare giù, per quanto gli chiedono anche di Osimhen se può alla fine giocare, e questa domanda dovete farla al club. Si è allenato a parte, come se, e non è una decisione sua se Osi si allena a parte o è una decisione della società, o è una decisione del ragazzo, o è una decisione concordata, perché ricordate il presupposto, no, questo presupposto qua, fatta, tutto a posto. Tu poi mi porti l'offerta così, io ti aumento l'ingaggio. Nel frattempo questo, siamo quasi a 2 mesi, questi prendono lo stipendio, si è preso 2 mesi di stipendi, allora è concordata o no? Abbiamo paura o no? Attenzione, il primo tempo abbiamo dominato, era abbastanza soddisfatto, il secondo tempo atteggiamento soft, c'è da vergognarsi, dice Conte. Non posso ridire quello che ho detto ieri, e spero che come sanguina il cuore a me sanguini anche ad altri, perché poi se dopo andiamo a fare l'allenamento e tutti ridono e scherzano, c'è qualcosa che non va. E parla tanto di mentalità, qua ritorna la mia canzone Siamo fragili mentalmente, e ci possiamo fare 2 risate, mi raccomando, facciamoci sempre 2 risate, perché è calcio, ci tengo, bassiamo i toni, se no arriviamo subito a 1001 notte. È calcio, però sul calcio possiamo ragionare sugli errori fatti nella speranza di non rifarli, e purtroppo dobbiamo azzerare tutto. Io credo che sia un problema di squadra, nel senso non c'è più un gruppo squadra, ognuno pensa a se stesso. Anche Raspadori in un'intervista ha detto dobbiamo pensare, ognuno deve pensare a se stesso, quando attenzione, non pensiamo più da squadra. È tutto l'anno scorso che quando ci sono state poi le prime difficoltà, ognuno pensava a se stesso, e ognuno poi dice io ci sto mettendo il massimo, credi di metterci il massimo, magari vedi il compagno che fa un errore, ti scoraggi e non fai la corsa in più successiva. Signori, l'unica soluzione è mettere 6 titolari nuovi di grande influenza e personalità. Purtroppo è l'unica, ecco perché poi il mercato diventa importante, ma l'unica soluzione, perché tu ti sei ritrovato ieri con una squadra che è quella dell'anno scorso, hai rivisto Juan Jesus, e il problema non è Juan Jesus in se stesso che è scarso, e che siamo d'accordo e non lo difendiamo più assolutamente, se no la gente si piglia col Mazzocchi che è scarso, Meret che non il problema è tutti loro insieme, non si ripigliano più, le facce sono quelle dell'anno scorso, Di Lorenzo non prende nessuno che dice oh dai sveglia, suona la chi suona la carica? Ragionare, chi suona la carica? E la deve suonare Rafa Marin la carica? Non la può suonare Rafa Marin. Spinazzola, l'ultimo arrivato, si vede che non ce la fa fisicamente a suonare la carica. Simeone, Raspadori, Politano che suona la carica, Politano. Kvara rappresenta il problema. Ogni tanto lui si prende le responsabilità almeno di fare un dribbling in più, di superare l'uomo, di creare la superiorità numerica, poi piglia mazzate. E secondo me, se anche non gli ha fatto malissimo, ha detto io cambio, io prendo ancora 1 milione e qualcosina. Osimhen che non gioca, che è in vacanza, ha già preso più del mio stipendio annuale. Quindi il problema, e non chiamateli mercenari, perché in tutte le aziende, che siano aziende, tu devi tenere presente queste divarità. È normale che il CEO prenda più dell'impiegato semplice, ognuno ha le sue cose. Il CEO ha una responsabilità, l'impiegato semplice ne ha un'altra. Se i giocatori hanno tutti la stessa responsabilità, la disparità non solo di paga ma anche di trattamento crea delle difficoltà, crea un tarlo piccolino che poi scava sempre di più. E non parliamo solo di Kvara Osimhen, sicuramente qualcun altro si sarà chiesto ma perché, se Kvara sono cazzate, ma anche senza parlare di Kvara, un altro giocatore si sarà chiesto ma se Kvara c'ha il contratto di 4 anni e ce lo aveva anche Di Lorenzo e Raspadori, ma perché loro devono avere il rinnovo e l'aumento? Perché Politano deve avere un aumento e deve pigliare più di tutti e Kvara no e io no e gli altri devono essere trattati così? Ma perché Foloruscio devo essere messo fuori squadra, Gaetano, Mario Rui devo essere messo fuori squadra e invece un altro può continuare a fare le cose che vuole lui? Perché?
ognuno si crea il proprio dubbio e non si lavora più di squadra, e appena arriva la difficoltà, come ha detto Conte, ci si scioglie come neve al sole. Quindi la soluzione del mercato è non solo perché siamo scarsi e perché domani faremo un'analisi tattica approfondita, perché Conte non se la scampa. State tranquilli, la facciamo l'analisi tattica, ne possiamo parlare. Ma quando si diceva ma perché Raspadori non basta per battere il Modena o per battere il Verona, non basta, avete visto? Non è bastato, perché basta un non nulla, stiamo parlando del calcio professionistico, e se non risolvi, se non aggiungi dei titolari che entrano nello spogliatoio e dicono ok, qua questa partita 2 o 3 di loro nuovi titolari freschi ce la vediamo tra di noi, questi stanno un po' depressi, non ti preoccupare. Allora serve un centrocampista titolare, nuovo, forte. Lobotka non suona la carica, Anghissà non lo ha mai suonata la carica. Mazzocchi non la può suonare. Serve gente, uno a centrocampo, una bestia. Serve una bestia a centrocampo, che si prende centrocampo ancora di più, perché guardi i difensori e guardi gli attaccanti. Sperando che Neres sia un personaggio di grandissimo spessore, mettiamo Neres lì. Lukaku deve venire, si lamenta benissimo, però è una figura, dice io ho giocato, sono un grande attaccante, vediamo così, quindi ben venga Lukaku. In difesa spero che Buongiorno sia un leader, è forte, non lo so quando, lo vedo un bravo ragazzo anche lui, non lo so quanto tiri la carica, suoni la carica per gli altri, ma lo sappiamo che un Rachmani a volte risulta svogliato, che quell'altro Oliveira, ma che deve, Oliveira, arrivano i criminaloni, quando ma tutti bravi ragazzi. Eret suona la carica, dai. Quindi serve gente che suona la carica, servono veramente dei personaggi che hanno vissuto degli spogliatoi, hanno vissuto delle cose importanti. Gilmour non serve. McTominay non lo so se ha tutta questa personalità. Gilmour non serve a niente, ve lo dico subito, non serve a niente. Quell'altro Dedic, Vanderson non servono a niente. Non servono a niente, servono dei giocatori, e il Napoli non ha il tempo di farlo tutto questo, quindi bisognerà arrangiarsi. Conte dovrà lavorare più che tatticamente, dovrà lavorare sulla testa, non so come farà, e se lo farà sarà un miracolo, perché questa squadra vincerà partite a mazzo, perderà partite a caso e sarà tutto casuale, perché non si può lavorare, tu lavori sulla tattica e poi in campo certe cose non le fai perché la testa non ti aiuta. Questo è successo, ragazzi. Io penso che questo sia il problema più grande. Qui Conte, senza dubbio, grandissimi problemi, come Calzona, come Mazzarri, come Garcia, e allenatori più scarsi del mondo. Male, Conte out, stracciamo i tesserini, d'accordo con voi. I giocatori, Juan Jesus non può giocare a pallone, ma nemmeno in prima categoria, assolutamente. Meret è il più scarso del mondo e Kvara è sopravvalutato, giocatori che non valgono una lira, scarsissimi, benissimo. La colpa è della società e di Aurelio De Laurentiis, perché nel momento in cui hai perso Giuntoli, hai perso Spalletti, che tenevano attaccati con lo scotch tutto e sapevano come gestire tutto, hai pensato ma adesso faccio io, chiama Meluso, faccio tutto io perché qua così, e hai mortificato dei giocatori di talento come Kvara, hai dato una importanza eccessiva a altri giocatori che non meritavano questa importanza e hai permesso ad Osimhen di fare quello che voleva. Dopodiché la squadra si è completamente spaccata. Vedi un po' se io devo dare ragione a Giuffrida, lo scontento tra gli scontenti. Aveva ragione, bisognava individuare. Conte è normale che l'abbia potuto capire solo adesso, toccare con mano, perché da fuori tu vedi un giocatore, magari pensi di poter cambiare anche tatticamente delle cose, così non cambia niente. I giocatori sono gli stessi, li puoi mettere come vuoi tu in campo, arriverà il momento in cui che sfortuna, hai preso gol, ciao, la partita è finita e non la recuperi più. Quindi la riflessione è questa qui. Fece 2 milioni di visualizzazioni questa cosa, non lo capimmo fino in fondo, come il rinnovo di Osimhen che si fece poi a dicembre. Non lo abbiamo capito fino in fondo quanto era grave quello che stava succedendo, e qua dico io non so se è fatto di proposito o se è stato un gravissimo errore. Fatto sta, Manna è un direttore giovane che quindi non so quanto sia in grado di sistemare queste cose. Conte, Oriali sono la mia speranza. Gente di esperienza che guarda, che capisce e che prova a mettere una pezza. E abbiamo la pazienza di aspettarlo un anno e mezzo di casualità. Nel frattempo che aggiustiamo il mercato e aggiungiamo titolari forti. Un anno di casualità, di risultati casuali. Una volta come il Monza, come Napoli-Monza dell'anno scorso, Monza-Napoli dell'anno scorso. 4 gol bellissimi perché
la giornata è buona e poi invece tanti 0-0, tanti 1-1, oppure anche le debacle che prendi tutti i risultati casuali, in che Conte non trova il bandolo della matassa, entra nella testa di questi giocatori e gli toglie tutte le infrastrutture che si sono create, di cacciarli via tutti, anche quelli più forti a cui siamo affezionati. Titolari forti di grande personalità. Questa è la mia soluzione e domani ne parliamo anche tatticamente, perché lo so che la maggior parte di voi ama poi il discorso tattico e io stesso voglio parlare di campo, però questo era importante secondo me mettere un punto. Può essere pure che mi sbaglio, 16 minuti di stronzate, di video che non si poggia su niente. Però temo che Conte volesse dire proprio questo, perché ieri di mercato, e lo hanno anche puntolato, non ne ha parlato proprio. Allora lui sa che aggiungere uno o due che non spostano quando l'impianto di squadra è quello là sarà difficile. Rafa Marin non sposta, Spinazzola non sposta. Speriamo che Buongiorno possa sforzare tecnicamente, no? Tu ci metti il piede e il gol quello non lo fa. Però a livello generale di gruppo il Napoli deve tornare a essere squadra e con i giocatori che abbiamo la vedo difficile. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, vi chiedo dei like se vi trovate con me, ma anche se non vi trovate, scrivetemi il vostro commento e parliamone, perché questo discorso ritornerà e in questa settimana ne sentiremo di ogni. Il modulo, Guaglione, Mazzocchi, tutto giusto, verissimo, però la verità sta più nel profondo.